Il sogno KION è nato quando io avevo 29 anni, mio fratello Stefano 24, eravamo in Brasile per acquistare la carne e ho scoperto la soia e di conseguenza le proteine vegetali. E quando ho realizzato che per ottenere una proteina animale servivano 10 proteine vegetali, mi sono detto, qui c'è qualcosa che non funziona in questo mondo, perché se devo spendere 10 per ottenere uno, l'ho condiviso con mio fratello Stefano, la cosa pur essendo, come posso dire, semplice, poi nell'atto di realizzarla era tutt'altro che semplice, perché non avevo un modello, non c'era nessuno, in quegli anni erano pochissimi, era appunto il 1988 e gli anni successivi c'era pochissima alimentazione alternativa alle proteine animali. E per cui è stato un percorso abbastanza difficile, che però abbiamo portato avanti, perseguito con determinazione. Nel primo momento la cosa più difficile era stata quella di rendere di gusto comune queste proteine, perché in quegli anni la base appunto di soia aveva un retrogusto che era inavvicinabile. Ci siamo messi al lavoro e con gli anni siamo riusciti a ottenere un prodotto dal punto di vista organolettico e del gusto, prodotto prima accettabile e poi assolutamente confrontabile e alternativo alle proteine animali. Quando il mercato in qualche modo è partito, ci siamo fatti trovare pronti e da quel momento la nostra storia, la nostra esperienza, tanta fatica ci ha portato ad essere quello che siamo. KION è un alimento etico, perché rispetto a tanti, per esempio alle proteine animali, il suo rapporto, dice uno, ne fa un alimento etico in termini di consumo di suolo, consumo d'acqua. Di conseguenza abbiamo pensato che investire nei giovani è direttamente collegato con quella che è l'essenza di KION, cioè abbinare il nostro marchio alla pallavolo, che è un sport considerato pulito rispetto ad altri sport, era veramente interessante per noi. Per questo abbiamo pensato di sponsorizzare la pallavolo Padova. Il consiglio che mi sento di dare a questi ragazzi è che non ci può essere un risultato senza un impegno, non ci può essere un raccolto senza una semina, non ci può essere. Per cui se si impegnano avranno un certo tipo di risultato, se non si impegnano ne avranno un altro.